Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. Nel mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche. Buongiorno cari amici del Terzo Ordine! Fuori dell'applauso! Buongiorno anche a tutte le famiglie che sono molto vicine a noi, perché sappiamo che siete in tanti, non siete soltanto il Terzo Ordine, però siete tante famiglie vicine al nostro istituto. Dunque, forte ancora l'applauso per tutti voi là nelle vostre case, nelle case di formazioni. Noi siamo molto contenti. E oggi festeggiamo la solennità di Cristo Re, è un grandissimo giorno, dobbiamo condividerlo in questa maniera, in questo nuovo meccanismo online che ci tiene uniti, stretti anche così nella preghiera, tutti insieme. E così oggi è Cristo Re dell'universo, Cristo che deve regnare non soltanto nei nostri cuori, ma anche nella società. Dunque è un giorno di grande festa. Oggi che saluti abbiamo? Che dobbiamo dire, Alberto? E niente, allora oggi abbiamo già celebrato la Santa Messa alle 8:30 e l'abbiamo anche pubblicata online, quindi sarà disponibile anche per vederla. L'ha presieduta il padre Tomás, il nostro carissimo rettore. E poi abbiamo anche adesso l'opportunità di pregare il Santissimo Rosario tutti insieme. Sì, ma prima della preghiera del Santo Rosario vogliamo invitare qua al nostro caro rettore, padre Tomás, perché vorrà leggere un piccolo messaggio. Padre. Buongiorno a tutti i terziari, voglio leggere un testo inviato dal servizio di comunicazioni del nostro istituto, salutando a tutti i terziari dell'istituto nel mondo. Ogni anno la solennità di Cristo Re ci dà occasione di salutare e ringraziare ancora una volta l'inestimabile aiuto che riceviamo da parte dei membri del Terzo Ordine dell'istituto, affinché Cristo regni in tutto il mondo, in tutte le culture e nei cuori degli uomini. Questa volta vogliamo includere esplicitamente in questo saluto tutti i giovani delle Voci del Verbo, come pure i familiari, i benefattori e i volontari che condividono lo spirito della nostra famiglia. Dobbiamo dire che se in ogni tempo il ruolo dei nostri terziari è stato di vitale importanza per il nostro lavoro di evangelizzazione, in questi tempi di particolare sfida ha assunto un'importanza notevole, perché sono loro che in molti luoghi aiutano i nostri missionari a fornire il cibo quotidiano a molti bisognosi, a servire da collegamento perché i nostri sacerdoti possano visitare i malati e gli agonizzanti, cercando mezzi per promuovere le attività online dell'istituto e anche raddoppiare le preghiere affinché Dio protegga tutta la famiglia religiosa. In verità, l'aiuto ricevuto è vitale e vi siamo infinitamente grati. Perciò, in questo giorno le nostre preghiere si elevano al cielo per mezzo di Maria Santissima, implorando Dio che si degni di moltiplicare in benedizioni per voi e per le vostre famiglie tutto lo sforzo e l'aiuto che ci avete prodigato. Dobbiamo anche ricordare in modo particolare nelle nostre preghiere tutti i terziari, ufficialmente e non ufficialmente tali, che sono morti durante questo anno. La Vergine di Luján, Regina del Cielo, vi protegga e vi mantenga saldi nella fede. Tanti auguri a tutti e viva Cristo Re e viva la missione. Tante grazie, padre. Allora, quindi prima di passare e dare la linea a Bagnoregio per la preghiera del Rosario, vogliamo dire le intenzioni di preghiera del Santo Rosario. Dunque, pregheremo innanzitutto per la famiglia religiosa, per la nostra famiglia religiosa del Verbo incarnato. Pregheremo pure per l'unione e per la santità di tutte le famiglie. Pregheremo anche per l'aumento e santità e perseveranza delle vocazioni sacerdotali alla vita sacerdotale e religiosa.
e per la fine della pandemia che ci sta colpendo e l'aumento della fortezza di tutti gli ammalati, e anche perché regni Cristo sempre nella società e in tutti i cuori, specialmente nei cuori dei governanti. Sì, quindi ora passiamo la linea a Bagnoregio, dove le nostre consorelle dirigeranno la preghiera del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo alla presenza del Signore e riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Oggi contempliamo i misteri della gloria. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Nell'economia divina della salvezza, il cuore del Redentore è rimasto vivo, come ha manifestato con la risurrezione. Ed ecco, proprio il cuore vivo del Redentore risorto e glorificato è traboccante di bontà e di amore, infinitamente e sovrabbondantemente traboccante. Il traboccare del cuore umano raggiunge in Cristo il metro divino. Offriamo questo mistero per la famiglia religiosa del Verbo incarnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre. Di questa gloria il Padre circondò nello Spirito Santo il cuore del suo Figlio glorificato. Il cuore di Cristo, il suo amore e la sua misericordia sono speranza e sicurezza per chi muore in Lui. Morire in Cristo significa credere che, nonostante il disfacimento del nostro corpo, la morte è premessa di vita e di frutto abbondante. Offriamo questo mistero per l'unione e la santità delle famiglie. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù Mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. L'amore che arde nel cuore di Gesù è soprattutto lo Spirito Santo, nel quale il Dio Figlio si unisce eternamente al Padre. Desideriamo pregare la Madre del Verbo Eterno, perché sull'orizzonte della vita di ciascuno di noi non cessi mai di ardere il cuore di Gesù, perché esso ci riveli l'amore che non si spegne e non si deteriora mai, l'amore che è eterno. Offriamo questo mistero per l'aumento, la perseveranza delle vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria in cielo in corpo e anima. Nessuno, quanto Maria, ha sperimentato che il cuore di Gesù è vita e risurrezione. Da lui, vita, ha ricevuto la vita della grazia originale e ha potuto custodirla e nutrirla. Da lui, risurrezione, ella è stata associata in modo singolare alla vittoria sulla morte. Offriamo questo mistero per la fine della pandemia e l'aumento della fortezza degli ammalati. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto e ultimo mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Desideriamo parlare al cuore del Figlio mediante il cuore della Madre. Il cuore di Cristo è lo spazio vitale dei Beati, il luogo dove essi rimangono nell'amore, traendone gioia perenne e senza limite. Elevando verso di essi lo sguardo dell'animo e contemplandoli intorno a Cristo, insieme con la loro Regina, ripetiamo con ferma speranza: Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi, abbi pietà di noi. Offriamo questo mistero perché Cristo regni nella società, specialmente nei cuori dei governanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, per le indulgenze di questo Santo Rosario e per le anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci consacriamo alla Madonna. Amen.
Recitiamo adesso le litanie lauretane. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi. Madre castissima. Prega per noi. Madre sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre degna d'amore. Prega per noi. Madre ammirabile. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Madre di misericordia. Prega per noi. Vergine prudentissima. Prega per noi. Vergine degna di onore. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della santità divina. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'Avorio. Prega per noi. Casa d'oro. Prega per noi. Arca dell'Alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei veri cristiani. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della famiglia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo tantissimo le nostre consorelle per dirigere la preghiera del Santo Rosario e adesso prima di finire dobbiamo fare alcuni avvisi. Dobbiamo innanzitutto ricordare che al pomeriggio abbiamo una conferenza, Alberto. Sì, in realtà ne abbiamo ben due, però la prima sì alle 4:30 del padre Giuseppe Calvano da Torino, che ci parlerà della santità della famiglia, di come mantenere la santità nella famiglia, e poi ce ne sarà anche un'altra più tardi. Così sì. Innanzi possiamo dire comunque che anche prima di finire questo primo intervento, perché abbiamo iniziato con la Santa Messa e continuato con la preghiera del Santo Rosario, dobbiamo mantenere la gioia. E dunque, che viva la Madonna! Evviva! Evviva Cristo il Re! Evviva! Evviva la famiglia religiosa! Evviva! Evviva il terzo ordine! Evviva! Bene, adesso già momento euforico, chiamiamo il padre Tommaso Bonello, il nostro caro rettore, per ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per i benefici ricevuti dalle tue mani generose e provvidenti. Per Cristo nostro Signore, Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Evviva la Madonna! Evviva Cristo Re! A più tardi.